Ciao ragazzi, è il vostro Vittorio di Gol Sicilia che vi parla. Era puntuali come ogni giovedì, c'è anche oggi il nostro a tu per tu Instagram. E allora ragazzi, aspettiamo che si colleghi qualcuno, ecco già vedo i nostri primi spettatori. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Oggi, dopo allenatori e giocatori, avremo una figura diversa, avremo una figura di talent scout, direttore di scuola calcio, il nostro Pietro Dell'Orzo. Intanto vediamo se è online, intanto saluto anche Davide Pettinato. Ciao Davide, ti inviteremo presto. Se si collega il nostro direttore Pietro Dell'Orzo, sta arrivando ragazzi, sta arrivando. Eccolo qua, vedo una immaginetta che si carica. Ciao Pietro. Buonasera a tutti, mi vedete bene? Ti vediamo benissimo. Che c'hai sullo sfondo? Un orologio quello? No, un orologio. Oh, bello, di classe, come al solito, Pietro. Ti piace? Tanto, devo dire che mi piace. Poi a fine quarantena me lo devi vendere, Piero. È a muro, com'è? Amore, poi te lo mando. Faccio un regalo. Bando alle ciance. Direttore, come sta passando questo periodo, diciamo, di vacche magre? Diciamo che, dai, io mi ritengo fortunato rispetto a tanta gente che veramente è in trincea, come ovviamente sappiamo medici, infermieri, che stanno lottando contro questo maledetto virus. E impegniamo il tempo, ovviamente, dico, con delle videoconferenze, facendo studiare i ragazzi che stanno facendo, devo dire, con i professori si sta cercando in tutti i modi di mandare avanti le lezioni anche da un punto di vista scolastico, e quindi le giornate comunque ti passano velocemente. Anche la cosa bella comunque, penso che questo brutto periodo ci sta facendo riscoprire dei valori, ci permette di stare magari più vicino alla famiglia, ai figli, e come ho detto all'inizio ai ragazzini della scuola calcio, ho detto ragazzi, approfittatene per studiare, soprattutto chi deve recuperare a scuola, che questo è il momento. Vabbè, tanto Pier, c'è l'anno buono per tutti, nel senso tutti promossi che devono recuperare. No, vabbè, sì, ovviamente, però almeno recuperare le materie dove erano un po' claudicanti, diciamo. Direttore, intanto ci saluta Santos Albergamo, ci saluta il nostro Luca di Gol Sicilia, però intanto ti volevo chiedere, il settore giovanile, di cui tu ti stai grandemente occupando essendo il direttore del Calcio Sicilia, ha ufficializzato, diciamo, il termine delle attività per quest'anno. È la scelta giusta? Ti fa male questa cosa? I ragazzi penso che siano un po' tristi di questa cosa, no? Sì, sicuramente non è bello per quanto riguarda tutti gli amanti dello sport, dico, per quanto riguarda il nostro campo, ma purtroppo era una cosa che si sapeva. Purtroppo era una cosa che nell'area di dover bloccare le attività del settore giovanile. Chiaro. Piero, in questi periodi che stai facendo? Stai vedendo qualche film? Ti sei messo anche tu ai fornelli? Cosa fai di bello? Cioè, cosa fai di nuovo, di quello che non facevi prima? No, guarda, fornelli no, ripeto, aiuto un po' i figli nelle materie, nella scuola, diciamo, nelle materie scolastiche, e poi gioco un po' più con loro, e poi ripeto, con i nostri tecnici della scuola calcio, ci teniamo comunque costantemente in contatto, e anche loro con i rispettivi atleti dei gruppi cercano comunque di mandare esercizi, challenge e roba varia. Cerchiamo di comunque, ora per esempio il nostro addetto stampa Giovanni Mazzola ha organizzato un torneo di PlayStation nelle varie categorie, in modo tale, almeno ripeto, di stare un po' uniti, distanti ma uniti. Come si saluta anche Tony Colombo, non è però il cantante, diciamo, neomelodico.
No, Tony, no, è un omonimo. No, Tony è uno dei nostri dirigenti di punta del calcio Sicilia. Direttore, in questo periodo vedo che c'è molta nostalgia, diciamo, del calcio giocato, tanti ex calciatori pubblicano video e roba varia, comunque ricordano i tempi antichi. A te manca giocare a calcio? Sicuramente sì. Ti dico questo, spesso quando magari vado a vedere delle partite, soprattutto magari di grandi, no? Di C, di B, di D, di Serie D, ti viene lo stimolo e magari la voglia di ritornare a giocare. Però poi quando faccio delle partitelle, soprattutto a 11, e cominci a vedere le stelline, ti passa subito la voglia e dici ecco perché ho smesso. Ti si accende la spia. Sì. No, però, non so se ci sentivi, mi sa che hai seguito l'appuntamento con Pagana, no? Abbiamo lanciato l'idea di fare una partita tra vecchie glorie. Direttore, ti vogliamo in campo? No, questa è una bella cosa. Ma ti devo dire che noi prima del coronavirus ho fatto 4-5 partite organizzavamo nella struttura del Ribollo, organizzavamo con Ficarra, Giorgio Corona, Toto Schillaci, avevamo organizzato il sabato, giocavamo. Ogni tanto mancavo, ogni tanto andavo con Giovanni Gnoffa, avevamo organizzato un po' delle partite a 11. Chiaro, dobbiamo farlo come evento benefico, ci spostiamo in un bello stadio, si diceva o al Tupparello di Acireale o magari anche al Barbela, perché no, di Palermo se troviamo i permessi. Facciamo un bel evento benefico. No, sarebbe una cosa stupenda, soprattutto dopo questo periodo di quarantena ci sarà tanta voglia di calcio. Adesso purtroppo non sappiamo quando si riprenderà. Devo dire che tornando al discorso scuola calcio, comunque ragazzi, settore giovanile e roba varia, penso che questo periodo sta facendo capire ai ragazzi che comunque veramente l'importanza dello sport, perché spesso capita anche a me nelle varie categorie, soprattutto quelli più grandi, magari di trovare ragazzi che non si allenano con voglia o saltano gli allenamenti. Adesso stanno capendo l'importanza dello sport non soltanto per arrivare a certi livelli, ma stare con i compagni di squadra, vivere il campo, lo spogliatoio, sono valori che un po' si stavano perdendo. E queste piccolezze adesso queste piccole cose le stiamo recuperando in questo momento. Chiaro. Intanto ricordiamo, diciamo, per chi non lo sapesse, penso pochi, che tu sei il direttore del Calcio Sicilia. Il Calcio Sicilia che ormai è, diciamo, una delle migliori scuole calcio a livello nazionale, inutile nasconderci, cioè da anni ormai partecipate, stravincete i campionati regionali, poi partecipate alle Final 8 con giovanissimi allievi. C'è, diciamo, una realtà ormai confermata che addirittura potrebbe essere meglio anche di tanti settori giovanili delle società professionistiche. Sto dicendo fesserie. No, devo dire che il Calcio Sicilia da oltre 20 anni ovviamente è andata sempre in crescendo e ha fatto, ovviamente io parlo degli anni in cui sono stato direttore io, negli ultimi 4-5 anni abbiamo vinto praticamente quasi tutto a livello regionale, con 3 volte di fila abbiamo vinto con giovanissimi allievi e siamo andati alle Final Six, abbiamo vinto lo scudetto con l'Under 17, l'anno scorso siamo stati vice campioni d'Italia con l'Under 17 e per un soffio con l'Under 15 non siamo andati pure in finale, ma partecipando sempre, diciamo, essere negli ultimi 4-5 anni sempre tra le prime 6 d'Italia nella categoria Under 17 e Under 15, penso che non è da pochi ed è un orgoglio ovviamente poi per tutta la Sicilia. Ma il Palermo non ha mai pensato a, diciamo, una collaborazione fattiva, a una fusione? Cioè sarebbe bello anche per il Palermo comunque attingere, già che si attinge perché comunque sappiamo anche i giocatori che tu hai portato a Palermo, però dico una fusione a tutti gli effetti, sarebbe un'idea malsana o comunque una strada percorribile? Di fatto noi collaboriamo col Palermo perché ogni anno
in tutte le categorie abbiamo sempre 10-15 giocatori. Quest'anno per esempio, anche quest'anno nella rinascita, non so quanti giocatori abbiamo dato tra 2005, 2004, 2003, 2002. Quando abbiamo fatto la partita con la Juniores contro il Palermo, 9/11 della squadra titolare veniva dal calcio di Sicilia, quindi soltanto della categoria Juniores. Quindi comunque questa collaborazione negli anni c'è sempre stata, non c'è una fusione dal punto di vista scritto, ma ripeto, di fatto siamo una società molto vicina al Palermo. Satellite, tra virgolette. Pier, della prima squadra tu personalmente, anche nella tua funzione di, diciamo, talent scout, hai dato 2 giocatori. Mendola, che è stato leggermente sfortunato perché praticamente si è fatto male fin da subito, e Ambro. Siete soddisfatti della stagione che stanno facendo i ragazzi in rosanero? Sì, sì, c'è Ambro, Mendola e Lucera. Ambro devo dire che è un giocatore che secondo me appena troverà la costanza nel giocare può ambire veramente a giocare ad alti livelli. Giocare a Palermo poi quest'anno è stato molto importante in diverse partite, ha fatto anche un gol con Roccella importante. Io penso che sarà un punto fermo di quel Palermo, lo confermerà anche per la prossima stagione e ripeto, questo percorso, questo passaggio anche se in D nel Palermo comunque per lui è stato fondamentale, perché giocare davanti a 20.000 spettatori è formativo per un giovane. Per quanto riguarda Mendola, ha avuto dei problemi fisici, purtroppo il ragazzo. Adesso stiamo pensando a farlo curare, a farlo recuperare bene per la prossima stagione. Poi Lucera, come ho detto tante volte, ha fatto un gol fondamentale la prima partita di campionato col Marsala, quando ha dribblato pure il raccattapalle, con 2 palloni in campo, e poi devo dire che è stato molto sannato e ha vissuto un po' questa stagione tra alti e bassi. Hanno fatto fare pure la pubblicità della roba di Cup e poi per un determinato periodo non ha più giocato, quindi ha vissuto un po' questo momento. Però anche Lucera penso che sia un giocatore che ha le qualità per giocare nei professionisti. Tanto Pier, ti saluta il direttore Strianese, a cui colgo l'occasione per fare gli auguri, perché è arrivato un piccolo strianese, lo sapevi? Auguri direttore! Non lo sapevo, l'ho sentito qualche giorno fa, però non sapevo. L'avrà tenuto nascosto perché neanche io lo sapevo. Ho visto direttamente l'annuncio, ho visto direttamente il fiocco azzurro, pensavo il direttore, non lo so, ho guardato il calendario se fosse il 1° aprile, invece no, è davvero un piccolo strianese. Auguri, allora, tanti auguri, veramente. Auguroni, direttore da tutta la redazione. Allora, dicevamo, hai già parlato del Palermo, di 2 giocatori nuovi da portare per il Palermo in Serie C? Intanto, se pensi che il Palermo comunque l'anno prossimo sia in Serie C. Indipendentemente da qualsiasi scelta che farà la federazione, penso che il Palermo l'anno prossimo comunque si sia guadagnato il diritto di andare in Serie C. In questo momento sicuramente i dirigenti come Sagramola e Castagnini stanno attenzionando e stanno guardando diversi giocatori in proiezione futura, però come penso tutti gli addetti ai lavori in questo momento la testa è nel capire quando si potrà ricominciare a giocare e veramente nelle soluzioni da trovare per questa ripresa. Però 2 nomi per il Palermo dell'anno prossimo in Serie C te li faccio io, vediamo se sbaglio. Franco Fonte e Angileri. Che ne dici, Pier? È una bella idea. No, sicuramente, ripeto, il Palermo, qualsiasi categoria, che sia Serie D, che sia C, che sia eccellenza, ma è sempre Serie A, perché ci sono piazze in Serie A che non hanno il tifo e il calore e il blasone che è il Palermo. È normale che stiamo parlando di 2 ragazzi
che in questo momento si trovano nella primavera della Sampdoria, che hanno fatto un percorso simile dal Nicolò dal Trapani, Anthony dal Palermo, sono andati alla Juve, adesso si ritrovano insieme nella primavera della Sampdoria. Essendo dei palermitani, comunque Anthony di Castelvetrano, quindi dei siciliani, penso che per loro giocare nella maglia del Palermo sarebbe veramente un onore. Quindi chi lo sa, nella vita non si sa, sicuramente sarebbe una bellissima cosa, è un percorso importante anche per loro. Vabbè, abbiamo lanciato un'idea alla dirigenza del Palermo. Questa idea mi frullava in testa da qualche giorno. Ho detto Angileri, Franco Fonte, comunque due talenti che hanno giocato anche alla Juve. Per il Palermo in C, secondo me, sarebbero. Non vorrei aver bruciato le strategie del Palermo a questo punto. No, vabbè, ma penso che comunque sono giocatori che a livello di settore giovanile si sono messi in evidenza, quindi sicuramente sono sottotalenti di ingrandimento di due direttori importanti come Sagramola e Castagnini. Direttore, tu hai diversi giovani sparsi un po' in primavera, nelle primavere dei club professionistici, un po' in Serie D. Tu, da grande conoscitore di giovani, da grande conoscitore di talenti, pensi che per un giovane sia più formativo giocare in Serie D o in un campionato primavera? Allora, ho detto tante volte, e questo è uno dei miei metodi, nel senso cerco sempre di spiegare sia ai giovani che alle famiglie che i percorsi, che la nostra bravura come addetti ai lavori deve essere quella di cercare di trovare la giusta soluzione per il percorso che deve fare il ragazzo. È normale che se io porto da Graca alla Juve, se la Juve prende da Graca, che è un attaccante importante, è normale che è inutile che ti dica è più importante fare la primavera, cioè fare la Serie D rispetto alla Juventus. È normale che quando si propongono e ci sono queste situazioni, quando con queste società importanti, dico la scelta è ovvia. Però in linea di massima sappiamo che molti ragazzi che fanno un percorso di settore giovanile, che sia juniores, che sia Beretti, che sia primavera, al 90% vanno comunque, finiscono il percorso e vanno a finire in Serie D. Serie D, poi chi è bravo sale di categoria, ma ci sono anche tanti ragazzi che vanno in categoria inferiore o smettono di giocare. Sfrutto molto la categoria della Serie D per questi ragazzi, e spesso mi piace anche quando trovo delle società che puntano sui giovani e magari ti danno la possibilità, dei direttori che hanno gli attributi, che hanno la personalità di fare giocare anche i giovani sotto età, perché poi io ti dico questo, in Serie D trovare che fai giocare, se c'è la regola deve giocare un 99, 2000, un 2001, se fai giocare il 2002 dico, o il 2003 dico cambia poco se è bravo, quindi dico non è che poi ti devi andare a fissare che deve giocare un 99, 2000 e 2001, quindi devo dire che io ho ci sono diverse figure di direttori che comunque la vedono come me e quando mi stimano ho una certa credibilità e quando propongo un giocatore, anche sotto età, vedi l'esempio di Mustacciolo che 2 anni fa dell'arte l'ha preso subito, l'ha fatto giocare con il mister Pagana, gli ha dato la possibilità di farlo giocare. Il ragazzo se l'è meritato benissimo, però sicuramente il mister ha avuto la personalità di fare giocare un 2000, l'anno che comunque il 2000 ancora non era under, e sicuramente, quindi torno alla domanda che mi hai fatto, faccio capire spesso ai genitori che se fai una primavera, se vai in un settore giovanile, fai una primavera con un contratto, quando ci sono delle prospettive di andare in prima squadra e roba varia, ben venga. Ma se devi fare la primavera, tanto per dire mio figlio gioca nella primavera, state tranquilli che gli addetti ai lavori preferiscono un ragazzino, un under, che ha fatto 10, 15, 20, 30 presenze in Serie D, rispetto a uno che viene da
da una primavera, soprattutto una primavera 2, o che viene dalla Beretti o che viene dalla Juniores, è normale che il, il campionato di Serie D, comunque parliamo di Serie D, comunque di prima squadra è diverso, ci sono dinamiche diverse, ci sono i tifosi, c'è il presidente, c'è comunque una mentalità diversa, perché devi vincere partite, perché se perdi i tifosi ti rompono le scatole, il mister viene esonerato, ti mandano a casa, rispetto a un settore giovanile dove l'ambiente è più ovattato. Certo, certo, chiaro. A proposito di Da Graca, di cui parlavi poco fa, lui è un 2002 palermitano che adesso sta facendo le fortune della primavera della Juventus. Ce lo descrivi? A chi assomiglia? Ma Marco è un giocatore che ha una grande forza fisica, grande cattiveria agonistica, e sa trattare bene la palla. Dico, ha delle potenzialità importanti per poter ambire a fare, ovviamente, ad arrivare nelle categorie importanti come la Serie A, quindi lo ha dimostrato con la Juve, quindi attaccanti in giro ce ne sono pochi con caratteristiche come lui, anche se anche in Italia, se andiamo a vedere, non ci sono più, dico, a parte Ciro Immobile, lui è l'attaccante che va sopra i 15 gol, ma proprio come italiani non ci sono più tanti attaccanti non c'è una generazione di attaccanti importanti in Italia e in nazionale, quindi vedi le generazioni passate, quando c'erano Totti, Del Piero, Baggio, c'erano Vieri, tutti quando andavi a vedere la nazionale aveva 6-7 attaccanti da 15-20 gol a salire. Ovviamente quello che dico a Marco, ma dico a tutti i ragazzi, che se arrivare a fare settore giovanile, arrivare a quelle categorie, arrivare alla Juve, arrivare alla Samp, dico, ovviamente è un traguardo importante, ma non è un traguardo, non sei arrivato, perché poi per arrivare in Serie A e rimanerci, soprattutto perché ci puoi arrivare, puoi fare la presenza, ma poi per rimanerci devi veramente avere tante componenti importanti, soprattutto caratteriali, perché se arrivi a quei livelli è normale che hai delle qualità, ma poi le devi accompagnare da atteggiamenti, da aspetti mentali importanti, che la cattiveria, il sacrificio, il rispetto dei compagni, dell'allenatore, l'umiltà, sono tutte prerogative, e il sapersi curare, sapersi anche fuori dal campo, perché spesso il problema di questi ragazzi, e vedi la generazione di oggi è questa, è che si montano la testa, si sentono arrivati, e questo non va bene. Io mi ricordo prima, quando ero ragazzino, andavi in uno spogliatoio di grandi, o ti convocavano con la prima squadra, eri felice. Qua adesso certe volte magari senti i ragazzini che tanti amici mi raccontano che c'è il ragazzino che non ha fatto una partita in Serie D o nei professionisti, e si sente e fa il fenomeno, e non rispetta quelli più grandi. Quindi sicuramente bisogna avere delle componenti importanti. L'atteggiamento, la mentalità fa la differenza. Quando hai le qualità, la mentalità fa la differenza per arrivare a certi livelli. Certo, lo confermano anche le parole dei giorni scorsi, non so se hai letto su Gol Sicilia, quelle di Nassi o quelle di Carrozzieri, che dicevano un po' quello che stai dicendo tu. Invece ci racconti com'è nato il tuo rapporto con Fabio Paratici, che sappiamo che c'è un rapporto di stima, comunque anche lo stesso direttore sportivo della Juve, quando è venuto in Sicilia, diciamo, sei stato tu uno dei suoi riferimenti. Tanto salutiamo anche Totò Treppiedi, salutiamo Mister Falsone. Ma guarda, con Fabio, adesso ovviamente il direttore Paratici, abbiamo giocato insieme a Palermo, a Savoia, a Giuliano. Abbiamo mantenuto un rapporto di stima reciproca, perché poi e devo dire che lui è stato un esempio per me, sia quando giocavamo insieme che dopo, perché comunque è una persona che si è fatta veramente da solo, ha fatto
si vedeva già da quando era giocatore che comunque aveva una marcia in più, proprio sia le competenze, una persona brillante proprio nei modi di fare, negli atteggiamenti e nelle competenze. E poi piano piano ha fatto questa ascesa, ha smesso di giocare giovane a 32 anni e poi ha fatto questa ascesa dalla Samp, è arrivato fino alla Juve. Lui è uno che comunque caratterialmente è uno che comunque non lavora sodo, è stato al fianco di Marotta, rispettoso, magari adesso si parla di lui in maniera più eclatante, diciamo, perché da quando ovviamente è arrivato Ronaldo ed è stato presentato da lui alla Juve, chi è all'interno dell'ambiente calcistico già sapeva che comunque Fabio anche alla Samp aveva fatto diverse operazioni e comunque era già una persona comunque importante, un esperto per quanto riguarda il calcio di Serie A. Ci chiedono intanto cosa ne pensi di Barbagallo, che è il portiere classe 2002 del Giarre. Non so se l'hai visto giocare. Sì, l'ho visto giocare contro il Sant'Agata, un ragazzo che comunque ha, visto che ha personalità, molto, molto abile nei pali e nelle uscite. Ovviamente questo è un problema per quanto riguarda i portieri, è normale che è ancora un 2002, quindi penso che ancora possa crescere strutturalmente, però purtroppo per arrivare a certi livelli poi ci sono casi particolari, però per arrivare a certi livelli purtroppo la struttura fisica è importante, però devo dire che mi ha fatto una bella impressione, ripeto, anche soprattutto come personalità. Parliamo un po' di Serie D, dove tu hai diversi giocatori. Intanto ti volevo chiedere una curiosità personale, visto che tu comunque hai giocato con le maglie di Gea Virtus e Gela. Ma quanto mancano queste piazze, diciamo, al panorama calcistico? Cioè, piazze come Barcellona, Pozzo di Gotto e Gela in Serie D comunque mancano tanto, no? A livello di passione, di tifosi, di piazza proprio in sé per sé. Sì, in queste piazze ci ho giocato in Serie C, però no, quindi specifichiamolo. Volevo specificare, no, a parte gli scherzi. Ma che tipo di giocatore eri, direttore? Non ce l'hai mai raccontato? Un attaccante? Ma guarda, io in C ero una seconda punta, un esterno d'attacco. Con l'IG ho fatto tutta la stagione dove ci siamo salvati all'ultima giornata a Nocera, con la Nocerina. Siamo usciti a mezzanotte ma soprattutto perché i tifosi della Nocerina volevano picchiare i loro giocatori, diciamo, non noi, ma comunque siamo usciti tardi da lì. E ho fatto con il mister Fofo Ammirata, mi faceva giocare esterno d'attacco. C'era pure Bomber Giovanni Richard, era ragazzino Giovanni, ma già si vedeva che comunque aveva le qualità per poter per fare il percorso che poi gli hai insegnato qualche trucchetto a Ricciardo allora? Ma Giovanni sì, all'inizio ma soprattutto a livello caratteriale si è creato subito un bel rapporto, perché lui è un ragazzo molto quello che è adesso, era un ragazzo umile che si impegnava e che lo chiamavo il piccolo caracciolo io. Tornando alle piazze che mancano, diciamo la passione che manca alla Sicilia, sono importanti. Tornare Gela e Igea a grandi livelli sarebbe importante. Sicuramente questo è un problema della Sicilia in generale, ed è un problema giustamente di conseguenza per i giovani, perché spesso si parla di come mai comunque tanti ragazzi non hanno magari non arrivano in Serie A, siciliani, o ce ne sono pochi e roba varia. Io ti dico questo, che in tanti anni ho portato tanti ragazzi in società importanti. Ora, ultimamente anche quest'anno a Parma è andato Giovanni Vaica, un 2003 di Palermo, terzino sinistro, che farà secondo me tanta strada, ne sentirete parlare.
Umberto Musso, difensore centrale, difensore che era a Palermo quest'anno. Alla Samp è andato nel 2005 Riccardo Sciortino, che è capitano dell'Under 15 della Sampdoria. Ora non voglio, perché poi sono tanti ragazzi, quindi magari, però dico che comunque i giocatori ci sono, però è normale che mentre qua in Sicilia abbiamo poche squadre a livello di professionistico, perché consideriamo il Palermo che comunque è una società, anche se in D, ma è una società professionistica, però abbiamo Catania con delle problematiche purtroppo che ci sono, che hanno, il Trapani, idem, e poi non abbiamo, c'è la Leonzio che lavora benissimo, attenzione, la Leonzio lavora, il presidente, il direttore Miniemi che è un amico, lavorano veramente in maniera impeccabile, però se noi andiamo a vedere, a fare il paragone con le società per dire Lombardia, dove nel giro di pochi chilometri c'è Monza, Milan, Inter, Atalanta, Albino Leffe, chi più ne metta, è normale che questi giovani o hanno la possibilità di andare fuori, e quando una società deve prendere un ragazzo siciliano, comunque una deroga, un vitto e alloggio, e sono delle spese, quindi spesso cosa succede? Nelle società anche di fuori, questo spiego magari ai genitori, magari fanno delle scelte, prendono un ragazzino che ha qualcosa in meno, ma magari è del posto, perché non è che sono tutte le società che comunque possono investire a livello di settore giovanile, e soprattutto non è che possono prendere 100 giocatori di fuori, quindi anche le società più importanti ne hanno 40-50. Chiaro, una realtà che sta crescendo in Sicilia è quella dell'FC Messina. Se non sbaglio, il primo tesserato gliel'hai portato tu quest'anno. È un aneddoto che ricordo o sbaglio? Sì, e devo dire che la prima volta che chiamai e parlai con Davide Morello per quanto riguarda Riccardo Correnti, che lui mi aveva chiamato per Brunetti, che ovviamente è un 2000 della Leonzio, che già l'anno scorso aveva fatto il campionato di Serie D. Brunetti intanto che aveva vinto lo scudetto con me a Calcio Sicilia, e poi insieme a Mustacciolo, e aveva fatto già l'anno scorso mezza stagione col Castrovillari, quindi con terzino sinistro, quindi mi martellava per Brunetti. Quando io gli proposi Correnti, che poi tutti i direttori, giustamente è normale, se si vanno a informare, vanno a vedere, mi aveva detto: Piero, ma ha fatto 2 partite l'anno scorso con la primavera, perché il ragazzo aveva giocato poco, però io gli dissi: Davide, prendilo perché diventerà un giocatore importante, dico, ti darà una grande mano. E devo dire, quando ti parlo dei direttori che comunque si viene a creare, bisogna anche sapere rischiare. Certe volte devo dire che Davide poi mi ha dato fiducia, e Correnti ha dimostrato che in Sicilia è uno dei migliori 2001 che ci sono stati comunque nel girone di Serie D. Intanto ci saluta anche Danilo Ambro, dice Pierino numero 1. È di parte Danilo. Vabbè, Danilo, poi Vittorio, capisci bene che comunque quando questi ragazzi, al di là poi della figura lavorativa, però quando questi ragazzi te li conosci, Danilo lo conosco da quando faceva i giovanissimi, quindi si viene a creare poi un rapporto di veramente un voler bene anche ai ragazzi, perché poi c'è un rapporto di amicizia e poi ti viene e ti dico, è bello quando vedi questi ragazzi che a 15 anni li conosci da quando erano piccolini, e poi magari arrivano nelle prime squadre. Stiamo parlando di Danilo Ambro, quando lo vedi con la maglia del Palermo davanti a 20.000 persone, comunque non ti nascondo che è una forte emozione. Intanto Marco Gumbo ci scrive: se è vero che in passato hai avuto contatti del Palermo per entrare a far parte, diciamo, della gestione del loro settore giovanile, e se è vero che comunque il Palermo ti continua a chiamare e puntano su di te anche comunque come figura per rilanciare il settore giovanile. Ricordiamo che c'è anche Leandro Rinaudo per adesso. Ma come ha detto poc'anzi, col Palermo in questi anni c'è stato sempre, dico, mi sono messo sempre a disposizione, ho avuto ragazzi all'interno del settore giovanile, dico, mi sono sempre messo
a disposizione della società. Poi, ripeto, per un palermitano, dico io, il mio esordio in C l'ho fatto con la maglia del Palermo, alla Favorita, quindi mi ricordo ancora la forte emozione, quindi è normale che io sono a disposizione sempre, dico, da tutti i punti di vista. Poi sì, l'anno che abbiamo vinto lo scudetto c'era stato un incontro col Lupo a Milano, però poi da parte Porchia che c'era, dicono, non hanno preso poi nessuna figura, quindi vedremo in futuro, non lo so. Dico, però, qual è il tuo sogno, diciamo, visto che comunque, a parte il calcio Sicilia che stai portando a grandissimi livelli, qual è il sogno del cassetto di Pietro Dell'Orto? Ma guarda, io il mio sogno l'ho realizzato, nel senso che quando ho smesso di giocare, il mio obiettivo era quello di aiutare giovani siciliani, soprattutto perché essendo siciliano comunque aiutarli a poter fare il salto di qualità e andare in società importanti. E soprattutto perché l'avevo vissuto sulla mia pelle, volevo essere quella figura che comunque non stava vicino al giocatore soltanto nel momento in cui faceva bene, ma anche nei momenti di difficoltà, perché soprattutto volevo cambiare un po' la mentalità che ancora qualcuno ha, che molti hanno, però di lavorare veramente di qualità col giocatore, perché io penso che ci sono tanti ragazzi bravi, però come ho detto poco fa, l'aspetto mentale è importante e la mia figura insieme alla famiglia è fondamentale, perché quando tu accompagni il percorso di un ragazzo, io dal punto di vista professionale e la famiglia da tutti gli altri punti di vista, andare d'accordo e accompagnare questo ragazzo, perché poi se il giocatore è forte, dico, è normale che lo vedano tutti, specialmente in questo, ai tempi d'oggi, Instagram, Facebook, YouTube, si riprende, ormai non puoi fare niente che ti riprendono, quindi comunque sia, figurati un ragazzo bravo viene, c'è Y Scout, quindi diciamo ci sono tante piattaforme che ti danno il modo comunque di vedere il giocatore quando è bravo, però è importante che per questi ragazzi venga fatto il percorso giusto, si faccia la scelta giusta, perché ricordiamoci sempre che soprattutto un bambino di 14, 15 anni, 16 anni, quando va fuori in questo caso dalla Sicilia, va a giocare al nord, a Milano, a Torino, a Napoli, a Parma, è normale che devi cercare di capire un po' dove si può trovare meglio, dove c'è la situazione migliore, quindi queste cose attenzionarle sempre insieme alla famiglia, e quando c'è un buon rapporto tutto questo viene fatto in maniera serena, senza ansia, più facile. Questo. E quindi rispondo, dico, mi sono dilungato, il mio sogno l'ho realizzato, perché aiutare e portare dei ragazzi negli ultimi anni alla Juve, al Parma, alla Samp, dico, veramente dico, è quello che volevo fare. Al Parma c'hai un grande rapporto anche con il direttore Faggiano, che è un altro che si è fatto da solo, un altro grande direttore. Ma devo dire che le mie due figure di riferimento sono Fabio Paratici e Daniele Faggiano. Dico che hanno fatto percorsi diversi, ma penso che sono diversi tra loro come figure, comunque come carattere, hanno due caratteri diversi, però sono due figure di riferimento per me, perché sono comunque anche il direttore Faggiano, comunque una persona che comunque segue molto anche i campionati inferiori di Serie D, spesso ha fatto veramente diverse operazioni, apportando tanti giocatori dalla Serie D alla B o alla A in questo caso, comunque ce ne sono tanti, dico, l'ha fatto con due miei giocatori come Mustacciolo e Sparacello, mi ricordo quando prese Citro dalla Serie D, Coronato giocava in un campionato maltese, dico, ha fatto veramente tante, quindi e ovviamente tutte e due stanno dimostrando di essere, io penso che in Italia i due profili più importanti a livello di direttori sportivi sono loro due. Ti ha confessato se davvero va all'Inter, Faggiano? Ma guarda, io penso che all'Inter
non posso andare, ma perché dico, c'è Marotta, c'è Ausilio, dico, a meno che poi a scendere c'è Baccin, Sameden, dico, Fagiano è una persona che comunque cerca di attenzionare un po' tutto, a meno che non ci sia un cambio ai vertici, non credo che possa essere l'Inter la squadra, ma sicuramente ci sono tante altre squadre importanti che possono prendere Fagiano. Indagheremo. Siamo verso la chiusura. Intanto Luca ci chiede come ti comporti quando un giocatore magari è accompagnato dal talento ma meno dalla testa. Ti dico, non è facile perché tanti ragazzini al giorno d'oggi hanno queste problematiche. Chi più chi meno ha sempre questi problemi. Io, diciamo, queste lacune caratteriali. Cerco di stare vicino il più possibile, attenzionare, cerco di dargli dei consigli e ripeto, e lo faccio spesso, soprattutto se sono ragazzini, insieme alla famiglia, cerco di mentalizzare il genitore, perché purtroppo, Vittor, noi facciamo un lavoro dove spesso si dice il genitore è la rovina del figlio, il genitore è la rovina, però tante volte, e io lo vedo nel mio campo, perché fare il responsabile al calcio di Cile mi permette veramente di aprire la mia mente, vedere tante cose a 360 gradi. E io ti dico che spesso siamo, e te lo dico io che seguo una società importante, spesso siamo i primi noi addetti ai lavori a sbagliare. Spesso io dico, quando un allenatore che allena dei bambini piccoli perde una partita e lo vedi arrabbiarsi o inveire contro l'arbitro o tirare la borraccia a terra, dico, che esempio puoi dare ai bambini o ai genitori che ci sono fuori? Perché spesso i genitori non è che giocavano a calcio, fanno altri lavori, quindi l'esempio e la mentalità la dobbiamo cambiare prima di tutto noi, quindi su questa cosa mi batto. E quindi quello che ti dicevo, io mi sforzo di parlare spesso con i genitori, perché se io al campo ti dico una cosa, poi arrivi a casa, faccio un esempio, io voglio che i miei ragazzi, sia i bambini della scuola calcio, ma anche i ragazzi che giocano in queste società professionistiche, voglio che crescano con la mentalità che quando non giocano, quando ci sono delle difficoltà, la colpa non è del mister perché è amico del procuratore di quello, o la colpa è del direttore perché è amico di quello, o la colpa è del procuratore. No, se non giochi, la colpa all'80% è la tua. Poi ma è normale che le cose negative ci sono nel calcio come in tutti gli altri sport e nella vita in generale. Però a me interessa non difendere l'allenatore o il direttore o la società, a me interessa che il ragazzino mi cresca con la mentalità, se io del 100% sicuramente arrivo. E fidati, Vittorio, io sento molte volte dire sono stato sfortunato, sono stato di qua. La sfortuna, se sei forte, se hai la testa, avrai l'occasione per arrivare. Poi la sfortuna può essere, ti faccio un esempio, i ragazzini, vedi Fazio e Puleo, 2002, Fazio che doveva, giocatore che viene dal Venezia, un giocatore che ha grandi potenzialità, doveva fare il torneo di Viareggio col New York, c'è stata questa cosa, non ha avuto l'opportunità e non l'ha fatta, ma soprattutto avrà altre occasioni. Ma la sfortuna è quando purtroppo uno si fa male. Se ti fai male, è una cosa che comunque ti ha tolto la possibilità di poter esprimere le tue qualità. Però in generale altre occasioni. A proposito di Fazio, tu una società con cui hai collaborato tanto questa stagione, ma anche forse per Mister Pagana, è la Cireale. Sì, la Cirale io ovviamente conosco il Mister Pagana dai tempi abbiamo giocato contro una maledetta partita Paternò-Giuliano, playoff, campionato, mi ricordo, comunque in C2, non mi ricordo Chi ha vinto? Chi ha vinto? No, hanno vinto, noi avevamo vinto 2-0 in casa, ai playoff per andare in C1, c'era Pagana, allenatore Marino,
Noi avevamo vinto 2-0 in casa, loro si erano classificati, loro erano arrivati secondi, noi terzi, ora non ricordo bene quell'anno. Abbiamo vinto in casa 2-0 e poi al ritorno da Paternò abbiamo perso 2-0, quindi sono andati avanti loro. E ti dicevo, il mister Pagana insieme a un altro direttore che ha grandi potenzialità, è giovane e ha la personalità di fare delle scelte, di lavorare molto con i giovani, che è Agatino Chiavaro. Mi hanno dato fiducia con diversi ragazzi, vedi Cannino che è uno dei migliori prospetti, pure lui un 2000 in Serie D, e Mauceri che addirittura, guarda, ti dico, per quanto riguarda Mauceri, ti dico, Mauceri era stato liberato dal Marina di Ragusa, che era penultimo, terzultimo, cioè comunque viaggiava in zona play-out. Chiavaro era terzo in classifica con la Cireale, l'ho chiamato e mi ha detto: Piero, portamelo subito. Infatti Mauceri è stato uno dei migliori. Se non sbaglio, lui da Palermitano ha esordito con la maglia della Cireale proprio a Renzo Barbera nella vittoria 1-3 della Cireale. Ha fatto l'esordio a Palermo vincendo 3-1, essendo lui insieme a Cannino uno dei migliori in campo. Hanno sentito l'aria di casa. Non è da poco. Direttore, per chiudere, ci siamo dilungati tanto quest'oggi. Una curiosità più che una domanda. Ci racconti di quella volta che eri andato a letto tranquillo e poi ti hanno chiamato dall'Inghilterra, era il Manchester United? Cosa voleva da dell'oso il Manchester United? Ero veramente al calcio Sicilia, ero al campo, mi chiama un ex mio compagno di squadra, mi aveva detto che lavorava per il Manchester e mi doveva presentare una persona. Mi avevano chiamato per Angileri 3 anni fa, prima di andare alla Juve, e ho conosciuto il responsabile del scouting del Manchester in Italia, che è Kevin Hughes, con il quale poi siamo rimasti in un grande rapporto. Infatti finisco, dico che praticamente Anthony, è nata questa cosa, poi non si è fatto più niente perché Anthony ha pensato bene, dopo vari step Anthony, ricordiamo, era il capitano dall'Under 17 dell'Under 16 dell'Italia. Ha pensato bene contro la Germania di giocare, di non giocare praticamente. Dico, hanno perso 4-0 ed è sfumato, diciamo, il sogno di andare al Manchester. Poi, per carità, è andato alla Juve, però sarebbe stata una bellissima cosa. Però dico, sono rimasto in un ottimo rapporto con Kevin Hughes. Addirittura è sceso quest'inverno, è sceso al calcio Sicilia e ha visto il nostro gruppo 2006, che quest'anno veramente è formato da tanti ragazzi che possono ambire a fare i professionisti, e mi ha fatto molto piacere, perché dopo 2 ore di partitelle sono andato nel gabbiotto e ho detto: Kevin, va bene, allora andiamo. Ho detto: no, Piero, dai, facciamo un'altra mezz'oretta. Quindi stiamo parlando, non stiamo parlando, con tutto il rispetto, stiamo parlando dello scout ufficiale in Italia del Manchester, che comunque ti ha detto: fammi vedere di nuovo questi ragazzi, e ti dico che gliene erano piaciuti, ne aveva sottolineati diversi. Ora, giustamente, e ti dicevo di questo gruppo 2006, dove comunque ci sono tanti ragazzi da attenzionare. Non faccio nomi perché poi io sono piccolo, quindi non voglio, però vabbè, gli addetti ai lavori qui in Sicilia sanno che questo gruppo calcetto 2006 è un gruppo dove ci sono tanti ragazzi importanti, però devo dire che in generale mi è dispiaciuto molto quest'anno, perché avevamo costruito tante squadre dagli allievi Under 17 calcio Sicilia fino all'Under 15 calcetto, dove ci sono tanti ragazzi da attenzionare, che erano attenzionati, e giustamente adesso ora dobbiamo cercare di capire quando e come ripartire. Io quello che volevo dire ai ragazzi, che
c'è qualcuno che ci segue, che è comunque non solo quelli del Calcio Sicilia, ma in generale di avere pazienza, stare tranquilli, soprattutto i giovani, perché il calcio ripartirà, non sappiamo quando, ma soprattutto chi è giovane avrà tutto il tempo e il modo di potersi fare vedere, comunque esprimere tutto il suo potenziale. Dobbiamo avere un po' di pazienza tutti. Su tutti i campi dobbiamo avere un po' di pazienza. Su Allora, tutti i direi campi, che noi giustamente parliamo nel nostro campo certo, no, calcistico. dicevo sia calcio sia tutti gli altri versanti, purtroppo il periodo è quello che è. Allora, direttore, io ti ringrazio per essere stato qua con noi oggi. Grazie a voi, un abbraccio a tutti. Salutiamo tutti quanti ci hanno seguito. Direttore, ti aspetto lunedì alle 15 che avremo Pippo Tiscione. Ah, perfetto, va bene, allora ci sarò. Salirà l'ignoranza, diciamo, della puntata con grande Pippo, ignoranza calcistica. Un abbraccio a tutti ragazzi, grazie per essere stati con noi. Direttore, ci vediamo presto. Ci saluta anche Anthony Angileri in diretta. Ciao ragazzi, Saluti a tutti. alla prossima. Ciao, salutiamo tutta la Sicilia, saluta anche il grande Vittorio Feltri. chiudiamo con la frecciatina. Ciao ragazzi, alla prossima, ci vediamo lunedì. Ciao.